Buonasera amici sportivi, siamo alla Stella Azzurra per questa terza giornata di Serie A della Lega Calcio a 8. Si affrontano BMD Gianicolo e Pizza Boom. Rimessa laterale, può andare Mirante al volo col sinistro. Grandissimo gol di Mirante, il vantaggio del BMD Gianicolo qui alla Stella Azzurra. Ancora BMD in avanti, pallone recuperato da Daniele Rossi per Stornelli, non trattiene Boni ed il Pizza Boom agguanta il pareggio con Stornelli. Calcio d'angolo, il pallone messo dentro, calcio di punizione, Rossi, attenzione, non trattiene Boni, poi tutto fermo, il gioco era già stato fermato. Ancora Daniele Rossi, il pallone, stavolta Boni non fallisce, poi l'uscita irruenta, ci sarà calcio di rigore. Può andare Daniele Rossi dal dischetto, non sbaglia il numero 10 del Pizza Boom, che quindi passa in vantaggio per la prima volta durante questa serata, grazie a Daniele Rossi. Punizione per il BMD Gianicolo. Pallone per Mirante, poi Regis sotto misura, agguanta il 2-2 il BMD Gianicolo con l'uomo del momento Lorenzo Regis, che va a sfruttare al meglio la ribattuta non perfetta del portiere. Corsia di destra, può andare il BMD, c'è la conclusione direttamente in porta di Mirante. Che bomba quella di Mirante, che trova anche la doppietta personale, una serata da incorniciare per lui. Calcio di punizione per il Pizza Boom, può andare Cecati col destro, ci arriva Boni. Calcio piazzato stavolta da destra, Stornelli! Corsia di destra per il Pizza Boom, arriva il cross dentro, deviato, Stornelli al volo col sinistro! 3-3 al photo finish per il Pizza Boom, che non molla ed agguanta questo insperato pareggio. Battute conclusive, anzi non c'è più tempo, finisce 3-3 alla Stella Azzurra tra BMD Gianicolo e Pizza Boom.